A me mi ha fatto incassare una scena del mio comune, il comune di Gavui. Quando sono andato a rinnovare la carta d'identità, quando stava scrivendo nella carta tutti i dati, mi ha chiesto che professione, gli ho detto pastore. L'impiegata mi ha detto la parola pastore il computer non la prende, ma io mi voglio pastore. Vedete fuori dizitoso, subitamente si fa che risposo. Vado in verità la ritomba, vado in verità, vado in verità, vado in verità. S'aspetta già l'andato solo il popolo, la vedere mare dove gioco. Io ho iniziato a fare il pastore dall'età di 11 anni. Mi alzavo la mattina verso le 5, mungevo le pecore, accudivo tutto il bestiame e poi andavo a scuola. Poi il pomeriggio tornavo di nuovo alle pecore, mungitura, il solito lavoro. Poi si studiava verso le 6, le 7 di sera, perché allora non c'era ancora l'energia elettrica nelle aziende, si studiava a lume di candela o con una lampada a gas. Il cane pastore sempre attento. L'unica cosa che mi dispiace perché non sono riuscito a ottenere la licenza media, perché sono dovuto andare a lavorare fuori anche per conto di altre persone. Servo pastore per 5 anni. In tutti questi anni mi sono serviti per apprendere il lavoro del pastore, perché ho preso un po' da tutti quanti le parti migliori che mi interessavano a me. E così mi sono costruito il mio lavoro, anche la lavorazione del formaggio. Questa lavorazione è una lavorazione tra il moderno e l'antico. E col tatto della mano si riconosce quando è pronta la cagliata, quando è pronto il formaggio da tirare negli stampi. Le pecore sono divise adesso in 5 gruppi. Questi sono il gruppo delle pecore affiliate, poi ci sono il gruppo di quelle che sono in mungitura, le pecore quelle che devono partorire, le pecore che tardano a partorire, che partoriscono in primavera, poi c'è un altro gruppo delle pecore più giovani che si vedono in lontananza lì. Queste sono le giovani, le altre in mezzo al bosco sono quelle che devono partorire. Poi mi dici di parlare, qui sono sempre solo e il silenzio la fa da padrona qui. La fase più critica del lavoro del pastore è quando partoriscono le pecore, perché bisogna stare attenti che ogni pecora tenga il suo agnello. Poi ci sono altri problemi, magari nasce un agnello morto, perché succede molte volte. E quindi ci sono pecore che fanno 2 gemelli, lo si prende un gemello. Si tira la pelle di quell'agnello morto e si infila tipo un vestito all'altro agnello, perché la pecora riconosce dall'odore il suo agnello, e così freghiamo la pecora. E quello no, aspetta, devo fare una operazione che lo allatta. Questa pecora l'ho presa perché l'agnello, siccome c'ha
capezzoli troppo grossi e l'agnello non ha allattato ancora. E lo devo aiutare almeno per il primo giorno. Si tocca qui nella coda per stimolarlo a succhiare, perché anche la madre lo tocca qui sopra la coda per stimolarlo a succhiare il latte. Vanno matte per il mirto. Poi gli piace a loro perché è dolce. E poi lo usiamo per fare anche il formaggio al mirto. Questo è il formaggio al mirto che il signor giornalista voleva vedere, ma... Neanche io, che sono la moglie, ho mai visto fare il formaggio al mirto. Infatti questo è un problema. L'hanno visto, la lavorazione l'ha vista due miei nipoti, che non lo diranno neanche sotto tortura. Siamo andati a vedere quelle che erano le recensioni degli migliori ristoranti d'Italia. Io ho letto su internet e ho fatto un giro di telefonate con molta umiltà e ci hanno fatto grandi complimenti. Dunque per noi è stata una grande scommessa e una grande vincita. Vedi adesso come sta succhiando da solo perché ha allattato prima, è più forte. La parola pastore il computer non la prende, ma io mi voglio pastore, no? Il computer no, non è abilitato e quindi mi ha scritto coltivatore diretto e questo mi ha fatto incassare che qualcuno l'ha scritto anche su qualche giornale. Sono molto orgoglioso di essere pastore.